Il caro prezzi costerà alle famiglie venete un conto da 2.000 euro in più all'anno. Sono i dati Istat sull'inflazione. Parliamo dei rincari di frutta, verdura, pollo, pane, olio di semi e gelato, l'inflazione che si abbatte sui prezzi e i veneti pagheranno un prezzo molto molto alto per l'inflazione. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 4 maggio 2022. La prima notizia di oggi la troviamo sulle pagine del Corriere del Veneto, riguarda appunto l'inflazione e la stima del valore di questi rincari che per la famiglia veneta tipo sarà appunto di 2.000 euro in più in un solo anno. L'Unione dei Consumatori stima appunto che per casa, servizi, trasporti e spesa alimentare una coppia può spendere fino a 2.000 euro in più nel 2022. Sul podio dei prodotti aumentati di più a causa della guerra ci sono anche il pane e la farina. I rincari non risparmiano nemmeno i mobili e i gelati. Tra le regine dei rincari ci sono poi la città di Verona per l'olio di semi, Venezia per la pasta e Vicenza per gli aumenti delle bevande analcoliche. 6,5 l'inflazione, i dati di marzo segnano un aumento dell'inflazione che sale rispetto alla media annua prevista del 6,2% a causa della guerra. Stando ai dati raccolti dalle associazioni di consumatori, tra i rincari più pesanti ci sono proprio quelli per i prodotti freschi, quindi frutta e verdura. E poi anche il pane e la pasta. L'aumento annuo dei prezzi di questi due prodotti sono attribuibili al calo delle importazioni da parte dell'Ucraina da inizio anno. Insomma, i beni di consumo costano molto di più e sulle pagine del Corriere del Veneto c'è anche un'intervista all'esperto di economia pubblica, il professore Luciano Greco dell'Università di Padova. Aumenti per colpa della guerra vanno resi transitori, sgravi per chi è in difficoltà. Naturalmente il modo migliore per rendere transitori questi aumenti causati dalla guerra sarebbe senz'altro che la guerra finisse al più presto, e questo è quello che tutti ci auguriamo. Ma noi voltiamo pagina e passiamo alla seconda notizia di oggi. Ed è una notizia veramente incredibile. Parliamo della sanità veneta, dove dopo gli infermieri autisti e dopo i super OS o cosiddetti infermierini, ora la regione arriva a proporre i dottorini, la terza novità in un Veneto in cui il personale sanitario è agli sgoccioli, sia in termini di fatica e stress dopo 2 anni di pandemia da coronavirus, ma è agli sgoccioli anche in termini di organici del personale, e quindi non ci sono abbastanza medici di base. Lo sappiamo, qualche tempo fa la regione ha alzato la soglia di pazienti che possono essere seguiti da ciascun medico di base. Sono passati da 1.500 a 1.800 gli assistiti per ogni medico di medicina generale. Ieri il tentativo di un blitz in consiglio regionale per creare i dottorini. Insorge l'opposizione, ma vediamo di cosa si tratta. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, emendamento per assegnare da 1.000 a 1.200 pazienti ad ogni specializzando. Il PD fa bloccare il consiglio, i provvedimenti devono passare in commissione. Allora, cosa dice l'assessore regionale alla sanità? Il principio ispiratore è quello di risolvere un problema che c'è. Camera e Senato ne parlano già, si difende appunto l'assessora Lanzarin, ma attacca l'opposizione. Manca il rispetto per le categorie, lavoratori e utenti, non si risolvono così le emergenze, dice Anna Maria Bigon, consigliera regionale del PD. Le fa eco Vanessa Camani, sempre del Partito Democratico: l'8% dei veneti è senza medici di medicina generale, non si può negare il problema. Sulle pagine del Gazzettino ancora, ai dottorini 1.200 pazienti, ma il Consiglio Veneto stoppa il piano della Giunta.
pochi medici di base. L'assessore propone quindi aumentiamo dagli attuali 500 gli assistiti degli specializzandi, il PD insorge, ma, e questo è interessante, secondo il Gazzettino addirittura la Lega sarebbe incerta. L'emendamento quindi salta, così non va, serve l'approfondimento. Tra le proposte inserite all'ultimo dalla Giunta in un emendamento a un progetto di legge ordinamentale c'era anche l'incremento da 60 a 100 euro l'ora per le prestazioni straordinarie nei pronto soccorsi, ma naturalmente il piatto forte era quello dei dottorini, oppure, come dice il Corriere del Veneto, baby medici, 1000 assistiti per fare pratica senza paga. Bagarre a Palazzo Ferrofini, emendamenti su carenza dei dottori, consiglio saltato e rinviato. Quindi, ricapitolando la vicenda, ieri il consiglio regionale è stato interrotto e mai più ripreso per la levata di scudi delle opposizioni sulla discussione di 20 emendamenti alla legge ordinamentale sulla sanità. Si tratterebbe sostanzialmente di una legge che fa manutenzione tecnica, in cui però la Giunta ha cercato di inserire all'ultimo questi 20 emendamenti fortemente innovativi dal punto di vista normativo, che appunto, tra le altre cose, introducevano la figura del baby medico, insomma aumentando da 500 a 1000 o 1200 il numero di assistiti seguiti da ciascun specializzando. Il PD, l'opposizione in Consiglio regionale, ha ottenuto di esaminare questi emendamenti in Commissione Sanità, convocata per martedì. Il focus naturalmente sulla carenza dei medici di famiglia e degli specialisti del pronto soccorso, da colmare, secondo la Giunta Zaia, con l'uso di specializzandi. Ricordiamo che la carenza di medici dell'emergenza urgenza è tale che l'80% dei pronto soccorso è in mano alle Coop, quindi i servizi di pronto soccorso sono di fatto esternalizzati. E tornando sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI, proprio oggi è previsto l'incontro tra il direttore generale della sanità del Veneto Flor e i sindacati. Tema: gli organici carenti e le paghe modeste. Per colmare le lacune, le ULS sono costrette a ricorrere a Coop private, ma è allo studio una legge regionale per trovare un'altra soluzione. Leggiamo sui quotidiani del gruppo GEDI. Speriamo che la soluzione chiaramente non sia quella semplicemente di aumentare il numero di pazienti per ogni medico, che non si vede come possa essere una soluzione, come non lo era far guidare le automediche dagli infermieri al posto che dagli autisti, e come probabilmente non sarà quello di attribuire competenze infermieristiche agli operatori sociosanitari dopo una semplice formazione di qualche centinaio, 400 ore. Ma noi voltiamo pagina e è il momento del sondaggio. Troviamo un sondaggio interessante sulle pagine del Gazzettino. È il sondaggio consueto dell'Osservatorio sul Nord-Est, curato da Demos appunto per il Gazzettino. E allora, ONU e NATO: a Nord-Est fiducia ai minimi storici. Solo 1 su 3 esprime apprezzamento per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che nel 2001 otteneva il 62% invece. Dati ancora peggiori per l'Alleanza Atlantica, che non ha la fiducia nemmeno di un terzo dei veneti. Soltanto 29 su 100 si fidano oggi della NATO. Pensate, nel 2021 erano la maggioranza, il 56%. Soltanto nel 2001, chiedo scusa, c'è un errore sul grafico del Gazzettino, quindi soltanto 20 anni fa la maggioranza dei veneti si fidava della NATO, oggi soltanto il 29%. C'è però un dato interessante: l'unica fascia d'età che ancora ha fiducia nell'Assemblea e nell'Alleanza Atlantica è la fascia dei giovani da 18 a 24 anni, il 55% si fida della NATO ancora, e lo stesso è l'unica fascia d'età che con una maggioranza in questo caso schiacciante dimostra fiducia nei confronti dell'ONU. Il 76% dei giovani tra i 18 e i 24 anni esprime fiducia nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'influenza della politica è quello che ci aspettiamo. Ad apprezzare la NATO sono gli elettori del Partito Democratico e di Forza Italia, anche
anche se sono divisi esattamente a metà, il 49% per il PD, il 48% per Forza Italia esprimono fiducia nei confronti della NATO. Tutti gli altri partiti in maggioranza non hanno fiducia appunto nei confronti dell'Alleanza Atlantica. Molto simile il gradimento nei confronti dell'ONU, con il PD che al 52% si fida di questa istituzione. Tutti gli altri partiti, compresa in questo caso Forza Italia, in maggioranza non si fidano nemmeno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questo per quanto riguarda il sondaggio. Proseguiamo con alcune notizie flash. Siccità, l'emergenza siccità, ne abbiamo parlato nelle puntate, in alcune puntate di questo podcast nelle scorse settimane. È arrivata l'ordinanza della regione, era stata preannunciata in qualche modo e alla fine siamo arrivati qui. Il presidente della giunta regionale Luca Zaia ha firmato il documento per contingentare irrigazioni, lavaggio delle auto e riempimento delle piscine. Il messaggio quindi è usare l'acqua con parsimonia e in ogni caso, come sempre in questi casi, il mio consiglio è quello di consultare il sito ufficiale della Regione Veneto per reperire l'ordinanza, il testo ufficiale quindi dell'ordinanza, e vedere precisamente cosa è previsto, cosa è vietato. La prossima notizia: Jesolo e case vacanze, si chiamerà Blue Resort, i cantieri di questo nuovo colosso da 114 case vacanze nella pineta. Parliamo del lido di Jesolo, la zona est, 3 edifici appunto con 114 alloggi per vacanze, saranno pronti nel 2023, altrettanti a destinazione anche ricettiva nel 2025. Sui quotidiani del gruppo Gedi le immagini di un rendering che mostrano appunto questi caseggiati bianchi, un complesso di 6 edifici che la Prelios sta realizzando nella zona di Jesolo Pineta. Si tratta di un investimento milionario e l'idea è che grazie allo smart working saranno case da utilizzare tutto l'anno. In ogni caso continua in qualche modo lo sfruttamento turistico dell'area di Jesolo e anche all'interno della pineta. Forse questa è la notizia più interessante. Infine la politica, di nuovo ieri in Veneto Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, ha dichiarato che il PD è pronto a colmare il vuoto che sarà lasciato da Luca Zaia nella Lega dopo la lunga stagione da presidente della giunta regionale. Ricordiamo, Zaia è attualmente l'unico presidente di regione ad essere in carica dal 2010, questo è il suo terzo mandato, quindi il più anziano presidente di regione. Del resto è esponente del partito più vecchio d'Italia, la Lega. In ogni caso ieri Letta ha dichiarato il PD governerà il Veneto in sostanza dopo Zaia. Gli risponde il presidente del Consiglio regionale Ciambetti, naturalmente leghista, che dice: stai sereno Letta, il Veneto lo governiamo noi, siamo una squadra, il dopo Zaia non sarà traumatico. Insomma, risponde Ciambetti con le parole, la famosissima frase di Matteo Renzi rivolta a Letta, allora presidente del Consiglio: Enrico, stai sereno. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, un saluto da Jack Calcetto a tutte e tutti voi e una buona giornata.